Arrestato il titolare della nuova PanSac del Calcio Modena per bancarotta fraudolenta, accusato di aver sottratto 19 milioni di euro dal gruppo. Notte d'arancia meccanica, a Marcon, ubriaco tenta di stuprare una donna e poi la rapina. 90% di adesione allo sciopero dei bus in terraferma, mobilità in tilt nel Veneziano e a Mestre, con guasto che blocca i tram anche durante la fascia protetta. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In primo piano nella giornata di oggi le indagini per scoprire il movente che ha scatenato la sparatoria nella caserma dei Carabinieri di Portoviro. Secondo gli investigatori sono i rapporti interpersonali fra il maresciallo Antonio Zingale di 49 anni e l'appuntato Renato Addario di 50 anni. La pista da seguire per capire cosa ha spinto Addario ad uccidere il superiore, la moglie e poi se stesso. I rapporti potrebbero essersi incrinati dopo la testimonianza di Addario nel processo che vedeva il maresciallo accusato di molestie per presunti tentativi di baci denunciati da una donna. Le accuse di molestie però non erano state riconosciute fondate e il maresciallo era stato assolto. La moglie potrebbe essere stata come un avversario per le posizioni assunte a difesa del marito. E la Guardia di Finanza ha arrestato Fabrizio Lori, noto nel Veneziano, per aver acquisito le aziende PanSac, fra cui quelle di Mira e di Portogruaro, e di averle ridotte in amministrazione straordinaria. Lori è accusato di bancarotta fraudolenta. Vediamo. È stato arrestato per bancarotta fraudolenta l'ex patron del Mantova Calcio, Fabrizio Lori, già a capo del gruppo PanSac. L'imprenditore 44enne è stato più volte accusato dalle organizzazioni sindacali del gruppo di aver sottratto capitali dalle aziende che davano lavoro a oltre 700 addetti, riducendole sull'orlo del fallimento. Ora gli inquirenti lo ritengono responsabile del buco finanziario di circa 40 milioni di euro trovato nelle aziende Nuova PanSac, PanSac International, ora in amministrazione controllata. La Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, a conclusione di un'indagine durata circa un anno, ha ricostruito i flussi finanziari ed economici mossi da Lori tra il gruppo PanSac e la società di calcio, anch'essa attualmente in fallimento. Le Fiamme Gialle hanno documentato la distrazione di fondi per l'importo di 40 milioni di euro, di cui 19 milioni illecitamente trasferiti dal 2004 al 2010 a favore della società di calcio Mantova. Il crack ammonta complessivamente a 300 milioni di euro. Negli ultimi anni il comune di Mira ha assistito ad una lenta agonia della fabbrica che produceva sacchetti di plastica e la statale Romea è stata spesso teatro di manifestazioni di protesta dei lavoratori. Si è recato a casa di una conoscente in preda ai fumi dell'alcol, ha tentato di violentarla e poi l'ha rapinata. I carabinieri della stazione di Favaro Veneto hanno arrestato un 55enne di Marcon, già noto alle forze dell'ordine, protagonista di una notte da arancia meccanica. L'uomo ubriaco si è presentato davanti alla porta dell'appartamento della donna, ha cercato ripetutamente di forzare la porta e quando ci è riuscito la donna era già fuggita con la figlia di pochi anni. La rincorsa, costretta con la forza a tornare in casa, e ha cercato di violentarla nella sua camera da letto, ma la donna si è difesa con decisione. A quel punto l'uomo ha preferito portarle via la borsa con 70 euro. I carabinieri chiamati dalla vittima lo hanno rintracciato e fermato. E Venezia e la sua terraferma in tilt oggi a causa dello sciopero degli autobus e dei vaporetti attuato contro i tagli. Altissime le punte di adesione del personale, le organizzazioni sindacali annunciano una nuova stagione di mobilitazioni. Vediamo. Altissima l'adesione allo sciopero generale degli autoferrotranvieri oggi nel paese e nel veneziano. Secondo i dati forniti dalla CTV, nel settore automobilistico ha aderito l'88% del personale e il 61% di quello della navigazione. La linea 2 ha garantito una frequenza ogni 20 minuti lungo il Canal Grande, ma è la terraferma quella che ha vissuto maggiori disagi. Il collegamento tra Venezia e Mestre è stato comunque garantito dai treni che hanno funzionato regolarmente. Lo sciopero indetto per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2007 ha avuto una buona riuscita in tutto il paese, secondo fonti sindacali. A Roma sono state chiuse 2 linee metropolitane, a Milano 3. Adesioni del 95% dei bus a Bologna. Le federazioni di categoria aderenti a CGIL, CISL e UIL, che hanno deciso la protesta anche contro i tagli ispirati dallo spending review,
hanno annunciato che intendono intensificare la lotta fino al raggiungimento del rinnovo contrattuale. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato che è in programma una grande manifestazione nazionale con il blocco totale di tutti i servizi senza fasce orarie, per permettere a tutti gli addetti al trasporto pubblico locale di partecipare. E ad aggravare i disagi causati alla mobilità dallo sciopero c'è stato un guasto che ha bloccato completamente la circolazione del tram nella fascia protetta del mattino. Alle 8:10 il cavo che alimenta il Serpentone Rosso si è staccato in piazza Barche provocando il blocco dell'erogazione dell'energia elettrica. I tecnici di PMV sospettano che l'incidente sia stato provocato da un furgone con un braccio meccanico che ha urtato il cavo fino a tranciarlo. Secondo alcuni testimoni invece il cavo sarebbe saltato dopo un botto e un lampo e attorno non ci sarebbero stati furgoni. Tutte le vetture sono state trainate fino al deposito e l'operazione è durata alcune ore. E tutti i comuni si sono espressi sull'area metropolitana veneziana e ora è certo che sono soltanto 2 i comuni che possono avviare l'iter per la secessione, ma non è detto che riusciranno a concluderlo prima della nascita della nuova istituzione. Vediamo. L'area metropolitana di Venezia sembra blindata, nonostante i no dei 6 comuni e l'indecisione di altri 2, e ora vi spieghiamo perché. Scorzè e Vigonovo sono gli unici comuni che possono avviare l'iter per la secessione dall'area metropolitana, o almeno potranno provare ad avviarlo. Il divorzio chiesto dai consigli comunali dei 2 territori è stato accettato proprio ieri dalla conferenza permanente della Regione delle Autonomie Locali che si è riunita a Palazzo Balbi, ma non è sufficiente a garantire a Scorzè 19.000 abitanti, la fuga nella Marca Trevigiana e a Vigonovo, 10.000 abitanti, l'annessione alla provincia di Padova. Ci vorrà infatti l'approvazione della Giunta e del Consiglio regionale e soprattutto il placet dello Stato. E qui la cosa si fa complicata. L'iter per far approvare a Roma il passaggio si deve concludere con una legge costituzionale, quindi doppio passaggio alla Camera e al Senato a maggioranza assoluta e a testo invariato entro 3 mesi. Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni può dormire sonni tranquilli, lo hanno rassicurato i parlamentari veneziani del PD, secondo i quali la legge garantisce l'integrità dell'area metropolitana. Infatti, se anche Scorzè e Vigonovo riuscissero a passare le forche caudine del Parlamento, si tratterebbe comunque di 2 soli comuni di confine. Gli altri territori, come Meolo, Fossalta e Musile di Piave, pur avendo detto no, non hanno avanzato istanze secessioniste. E Dole e Mira, pur avendo ancora detto no, non essendo territori di confine, non potranno far parte di altre province. Ci sono poi dei mal di pancia sulla questione del diritto di veto che la legge riconosce al sindaco di Venezia e al presidente della provincia di Venezia, e la Lega sta provando a cambiare la legge con una proposta che presenterà il deputato e sindaco di Musile di Piave, ma Orsoni non ha fatto una piega. Cambiare la legge, ha replicato, è tutto da vedere. E intanto, per porre freno agli sprechi, il governo accelera sulla strada del taglio delle province. Il ministro Patroni Griffi ha annunciato il decreto per la fine di ottobre ed esattamente il 26. Intanto sono molte le resistenze nel paese e molti i ricorsi pronti contro il provvedimento del governo. Il ministro della funzione pubblica ha spiegato che nel tempo le province sono aumentate nonostante il forte debito pubblico e ora si devono superare i conservatorismi. E voltiamo pagina. Sono convinto che la soluzione più immediata ed efficace che risolverebbe questa fase acuta del problema sia spostare le navi di grande stazza a Marghera. Lo ha affermato il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni in occasione dell'incontro con il comitato No Grandi Navi. Orsoni ha espresso i suoi dubbi sulle altre soluzioni emerse in questi mesi, come lo scavo o l'allargamento di un canale in laguna o la costruzione di un terminal oltre le bocche di porto, perché, ha spiegato, potrebbe provocare pesanti contraccolpi sulle comunità del Lido o di Pellestrina. Ha auspicato la condivisione della soluzione Marghera con il porto, con valutazioni relative al passaggio promiscuo sul canale di Malamocco. E torniamo ad occuparci delle vertenze sindacali. La Fenial Will del Veneto è uscita oggi
Con una nota, il grave infortunio avvenuto nella giornata di domenica 30 settembre nel cantiere della terza corsia all'altezza di Fossalta di Piave, nei pressi del nuovo ponte sul fiume. Secondo l'organizzazione sindacale, l'incidente è avvenuto perché ai protocolli per la sicurezza firmati in prefettura non corrispondono controlli effettivi. La società cooperativa che ha appaltato i lavori che stava eseguendo l'operaio, ora ricoverato in ospedale, non è direttamente datore di lavoro di nessun addetto e non appartiene ai comitati paritetici provinciali per la sicurezza che hanno firmato il protocollo a Cacorner la scorsa settimana. L'operaio, secondo quanto ha reso noto il sindacato, fa parte di una squadra trasferita da un'azienda napoletana e pur di lavorare avrebbe accettato di farlo la domenica, quando non è previsto che il cantiere rimanga aperto. E intanto oggi in prefettura è stato raggiunto un accordo sulla vicenda Acciaierie Beltrame. Secondo cui sarà chiesta la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi per gli oltre 100 operai rimasti senza lavoro dopo l'annunciata chiusura della fabbrica. È stato inoltre istituito un tavolo permanente per il monitoraggio dell'accordo sottoscritto in prefettura, secondo cui saranno approntati percorsi per mantenere la vocazione industriale di Porto Marghera. E adesso parliamo di lavoro occasionale che, come previsto dalla riforma Biagi, può essere regolamentato tramite dei voucher, i cosiddetti buoni INPS. Tali buoni possono essere emessi e incassati in banca con una procedura estremamente semplificata. Vediamo come funziona. Hanno la dimensione di una banconota e sono disponibili in tagli da 10 euro. Sono i buoni INPS, un comodo sistema di pagamento per le prestazioni di lavoro occasionale. Senza tanta burocrazia, consentono di uscire dal sommerso, fornendo tutela assicurativa e previdenziale. Ora questi voucher vengono emessi anche dalle banche del gruppo Carige, come ci spiega il direttore dell'area Veneto, Antonio Guidolin. I buoni INPS rappresentano un sistema che i datori di lavoro possono utilizzare per pagare le prestazioni di lavoro svolte in modo discontinuo e accessorio al di fuori di un normale contratto di lavoro. Ecco, ma che vantaggi offrono? Il datore di lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto, agisce nella piena legalità e garantisce al lavoratore sia la copertura assicurativa INAIL per gli incidenti sul lavoro, sia il trattamento pensionistico INPS. Per il lavoratore il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e riconosciuto ai fini pensionistici, non incide sullo stato di disoccupazione e anche questo è importante. E in tutto questo che ruolo ha la banca? Da oggi nelle 677 filiali delle banche del gruppo Carige, 47 delle quali si trovano in Veneto, è possibile per il datore di lavoro richiedere l'emissione dei buoni INPS e il loro pagamento. Ottenuti i buoni, il lavoratore ha la possibilità di incassarli 24 ore dopo la fine della prestazione lavorativa e dal massimo entro un anno. Ogni 10 euro il valore netto pagato al lavoratore è di 7,50 € perché sono già comprese, come dicevamo prima, le coperture previdenziali ed assicurative e il costo del servizio. In che settori si possono usare questi voucher? Nessun settore è escluso. Chiaramente le imprese che hanno dei picchi di lavoro, come in agricoltura, nel turismo, nella ristorazione, sono quelle che probabilmente più godono di questa opportunità, ma possiamo pensare anche alle famiglie per pagare i collaboratori domestici occasionali, le pubbliche amministrazioni e gli enti senza finalità di lucro, ad esempio per manifestazioni sportive, per eventi culturali o eventi fieristici. C'è un valore aggiunto che la banca dà a questo nuovo servizio? La banca, e mi sento di dire in particolare le banche del gruppo Carige, oltre ad emettere in tempo reale i buoni INPS, possono dare al datore di lavoro e all'impresa una consulenza a tutto tondo. Al lavoratore la banca può suggerire come gestire i propri risparmi con strumenti innovativi, ad esempio la carta prepagata con IBAN, su cui il lavoratore può far accreditare le somme guadagnate, averle sempre in tasca e a propria disposizione. Direttore, perché Carige investe in questa direzione? Innanzitutto per soddisfare meglio i propri clienti. Dobbiamo essere dinamici nella risposta ai nuovi bisogni di mercato e diffondere l'innovazione che crea valore.
così superiamo assieme ai nostri clienti le sfide quotidiane e cogliamo le opportunità di miglioramento. Insomma, adesso non ci sono scuse, l'imbianchino, la babysitter o gli studenti chiamati per la vendemmia non si pagano più in nero, l'evasione fiscale si combatte anche con i buoni INPS. Ed ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un'incredibile porte aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 è anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80 realizza la tua voglia di libertà in via Orlando, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile porte aperte. Per info linea80.net. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove resta sempre alta la soglia di attenzione intorno al cosiddetto virus del Nilo. Tra luglio e agosto, 8 sacche di sangue raccolto in Veneto orientale sono state buttate per sospetto virus del Nilo. L'Avis provinciale fa sapere che i controlli sono severissimi e dunque non c'è pericolo. L'importante è che i donatori avvisino in caso di recenti sintomi influenzali. E comunque il contagio non è da uomo a uomo, ma da puntura di zanzara. 240 nuovi loculi in arrivo a Mira, in particolare nel cimitero di Oriago. Viene così colmata una carenza che costringeva spesso a seppellire le salme in altri camposanti della Riviera. I lavori per l'ampliamento sono stati annunciati dal sindaco Alvise Maniero e dovrebbero iniziare entro il 2012. Costo dell'opera 600.000 euro. A Chioggia è di scena la zucca. Torna infatti la terza edizione di C'è davvero sale in zucca, rassegna nata per valorizzare la famosa zucca marina chioggiotta. Dal 10 ottobre dunque cene a base di zucca in tutti i ristoranti, mentre da venerdì 19 a domenica 21 il mercato di Brondolo ospiterà una vera e propria fiera dedicata a questo dolcissimo ortaggio. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, dove i comuni sono a caccia di imprenditori che investano, in cambio agevolazioni di tutto rispetto. IMU scontata per gli imprenditori che avviano la propria attività a Casier. L'amministrazione prova dunque a dare una sterzata all'economia in un momento di particolare difficoltà, modificando sensibilmente l'aliquota dell'imposta municipale unica e agevolando i nuovi insediamenti produttivi in territorio comunale. Successo della maxi petizione per salvare le mura di Castelfranco. Altre 500 firme sono state raccolte in poche ore nei banchetti in piazza, raggiungendo così un totale di 1500. I soldi ci sono, 65 milioni di euro di fondi europei che in parte potrebbero andare a Castelfranco se soltanto la regione si decidesse. Tra poco si potrà pattinare sul ghiaccio in piazza Castello ad Oderzo. La pista avrà una dimensione di 14 metri per 26, sarà coperta e funzionerà dal 9 novembre fino al 27 gennaio. Ci saranno biglietti agevolati per le scuole opitergine, così durante le vacanze gli studenti avranno un passatempo nuovo al quale dedicarsi. Andiamo infine nel Padovano, una provincia sempre animata da vivaci fermenti e da un'intensa vita notturna. Sentiamo. Traffico di prostitute a Saonara. Durante un pattugliamento serale i vigili hanno identificato alcune lucciole di nazionalità romena, nonché i loro clienti, italiani residenti in provincia di Padova. Sempre lo stesso il posto scelto per appartarsi, e cioè l'area dell'ampio parcheggio nella zona artigianale di Villa Tora.
totalmente rinnovato il sito internet dell'Informa Giovani di Selvazzano, ospitato nel Palazzo Municipale di Piazza Puchetti. All'indirizzo www.selvazzanogiovani.it sono reperibili tutte le notizie che potranno poi essere approfondite allo sportello. Il sito è ricco di link che conducono a pagine di interesse generale come centri sportivi, scuole e parrocchie. Nuova vita per i musei provinciali dei Colli Euganei. Sono appena state inaugurate numerose attività nel museo di Cava Bomba di Cinto Euganeo, al castello di San Martino di Cervarese Santa Croce e a Villa Beatrice sul Monte Gemola. Vengono offerti percorsi culturali e formativi adatti a tutte le età e a breve tante belle sorprese per i visitatori. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Tempo incerto e instabile, sempre meno caldo. L'autunno, insomma, incomincia a farsi sentire. Mercoledì 3 ottobre, nuvolosità causata da nubi basse, indissolvimento nelle ore centrali, pioggia debole, mare da calmo a quasi calmo. Giovedì 4 ottobre, nebbia in graduale sollevamento, poi poco nuvoloso. Temperature comprese fra i 15 e i 23 gradi, dunque pressoché invariate. Venerdì 5 ottobre, parzialmente soleggiato con foschie mattutine, livelli termici stazionari. Sabato 6 ottobre, cielo poco nuvoloso con qualche spruzzo di pioggia, minime e massime in diminuzione. La marea di mercoledì 3 ottobre è normale, la massima alle 12,25 70 cm, la minima alle 19,5 0 cm. Salutiamo i 500.000 telespettatori che ogni giorno seguono il nostro TG. Vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.